Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. In realtà confesso, oggi la giornata non ispira proprio la nostra passeggiata, anche se in realtà dovremmo farla e ci rendiamo conto che dopo una passeggiata, seppur con la punta del naso infreddolita, ci sentiamo bene, proprio ci sentiamo ossigenati. E quindi che cosa facciamo? Sentiamo proprio la voglia di entrare in un luogo caldo. Il luogo caldo qua a Valgrande è nella nostra sala destinata e dedicata alla ristorazione, dove c'è sempre la stufa accesa con la fiamma che arde, e vediamo quanto sia affascinante agli occhi dei nostri ospiti che arrivano e si avvicinano alla stufa. Si avvicinano prima di sedersi e di assaggiare le nostre preparazioni, che in questo periodo, diciamolo, sono preparazioni calde, per cui si possono assaggiare le zuppe calde, rese un po' dense dai nostri legumi, oppure si possono assaggiare le minestre in brodo. Infatti anche in questo fine settimana noi prepareremo i nostri passatelli. Accanto a quelli però è sempre possibile assaggiare i piatti di pasta realizzata da noi o le paste ripiene, anticipando un po' quelle che saranno proprio le preparazioni del menù più prettamente invernale. Ci sono sempre le nostre carni di pollame o qualche piatto vegetariano, abbinati anche alla polenta che noi stiamo proponendo in questo periodo, magari con i formaggi della tradizione veneta o con i funghi, che sono le preparazioni che proprio ci fanno pensare immediatamente ai pranzi invernali. Se siete curiosi di assaggiare i nostri menù, io vi invito a venirci a trovare. Però lo potrete fare sempre con la solita modalità, e quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti. Un'altra cosa importante, vi chiedo sempre di segnalare se ci sono richieste particolari, magari dedicate a persone che siano intolleranti o allergiche. Per il momento io continuo e vi aspetto. Ciao!